in collaborazione con Dall'Abruzzo, dalla bella città di Vasto, andremo alla scoperta di uno storico mercato cittadino e in particolare di un ortaggio di stagione, il cardo. Lo racconteremo dal punto di vista agricolo ma anche dal punto di vista delle ricette, con in particolare un piatto delle feste che in questa zona è assolutamente indispensabile sulla tavola tra Natale e Capodanno. Cantieni Riuniti CIV ha svolto la propria assemblea di bilancio dove sono stati portati in sintesi i dati di un'annata appena conclusa. Ne ha parlato in modo approfondito il presidente Corrado Casoli. Tecnologia digitale al servizio degli agricoltori. Si è parlato di questo in un convegno svolto a Reggio Emilia dove sono intervenuti diversi attori della filiera per fare il punto della situazione. E per la nostra rubrica I fornelli con entriamo a casa di Carla per scoprire la giusta ricetta per cucinare colombi romagnoli con polenta taragna della Valtellina e infine abbinarli con un buon rosso di una terza regione che scopriremo insieme. Allora, oggi siamo a casa di Carla, quindi entriamo nelle varie cucine di persone che amano appunto sperimentare le ricette, riprovarle e magari proporle a voi magari per il periodo delle feste. Allora, per questa occasione Carla, che si è già un pochino messo avanti, perché insomma è una ricetta un po' impegnativa come tempo, sì, ha pensato di regalarci cosa? I piccioni a letto. Piccioni a letto, sì. È una ricetta che ho trovato in questo libro dove ci sono le ricette delle osterie d'Italia. Ne ho già fatte diverse e mi sembrano attuabili, ma soprattutto sono buone. Ecco, buone da mangiare, logicamente. Buone, e tra l'altro sono belle perché si rifanno alle varie regioni d'Italia. Allora, diciamo che questa è una ricetta marchigiana. Questa è una ricetta marchigiana che ho provato una sola volta con buoni risultati, mi sembra, perlomeno a sentire i miei ospiti. Confermo. Allora, diciamo intanto per cominciare gli ingredienti, anche se un po' ci siamo messi avanti, sì, perché poi questi piccioni, che si chiamano piccioni a letto, sì, è perché saranno adagiati nella polenta. Allora, sì, cominciamo subito con la polenta, anche qui ci siamo messi avanti. Sì. Ho fatto, insomma, io l'unica cosa che posso fare, nonostante abbia il grembiule, è tenere viva la polenta. Tanto per spaziare nelle regioni d'Italia ho voluto provare di fare la polenta taragna, che non è la polenta della nostra tradizione, ma è una polenta altoatesina, anche nel Veneto si usa, e a me sembra un po' più saporita della nostra. Ci metto anche un goccino di olio, proprio solo, ecco, che la mantiene più fluida. Quindi l'olio, non il burro. L'olio è più leggero. Sì. Ecco, a proposito di regioni, questi non sono piccioni qualunque, ma hanno la loro carta d'identità, perché si tratta di colombi romagnoli, colombi allevati specificamente proprio da carne, colombi tra l'altro allevati da allevatori dell'Emilia Romagna che sono riuniti anche in una bellissima associazione. Quindi questo colombo romagnolo, diciamo che possiamo ringraziare gli amici Giovanni Mazzanti e Davide Montanari che ci hanno accolto anche nella loro fattoria e nella loro voliera, e quindi questi sono colombi certificati che arrivano da lì. Allora, la marinatura che la marinatura è la marinatura classica,
Qui ecco, ho voluto farvi vedere, ho fatto un misto di questi due vini, uno più leggero e uno più forte, li ho messi, sono qui da quasi 48 ore e con la marinatura classica, cipolla, sedano, carote, rosmarino, salvia, qualche bacca di ginepro. Insomma, ci sono due modi: o si butta via tutta la marinatura, come faccio io, o alcuni la filtrano e la riutilizzano. La riutilizzano. Per non consumare tanto vino. Esatto. Invece Carla, che è precisa nelle sue cose, questi sono i due vini, uno più potente e uno più leggero, mescolati per la marinatura. E invece, visto che la ricetta è marchigiana, ci hai scelto un buon vino marchigiano per la cottura, nemmeno questo per serve berlo. Solo per cuocere. Per cuocerli. Diciamo gli altri ingredienti, poi cominciamo già con questo passaggio. Allora, questo L'ingrediente è base è il battuto di lardo, che viene rosolato lentamente insieme al battuto classico di sedano, carota e in questo caso scalogno, perché è più leggero. Ecco, esatto, quindi questo è il nostro scalogno, si vede la proporzione rispetto alla cipolla. Poi sempre come altri ingredienti ci andrà della polpa di pomodoro e anche però del concentrato. E del concentrato. Poi mi sembra che abbiamo detto tutto eccetto il pecorino romano o pecorino sardo. L'importante è che sia pecorino, perché va una spolverata alla fine. Esatto. Qui non c'è scritto, ma io di mia testa aggiungo sempre al soffritto così 1 o 2 foglie di alloro, il rosmarino e la salvia. Ecco, perfetto, che li abbiamo messi poi qua. le tolgo. Sì. Tra l'altro l'alloro ha una funzione importantissima perché è un pianto officinale che rende più digeribile qualunque ricetta. Io ad esempio personalmente, questo è l'unico consiglio che riesco a dare io, nell'acqua di cottura della pasta io metto l'acqua a bollire, il sale e 3 foglie di alloro. Poi si cavano perché sennò danno troppo profumo, però rendono quell'acqua lì ancora ulteriormente digeribile. Nel soffritto io metto sempre il vino bianco. Ecco, poi a quel punto lì che succede? Una volta che si è messo insomma il misto di verdure a soffriggere, una volta colorite, i si piccioni mettono a rosolare i piccioni. Okay. Facciamo dorare da una parte e dall'altra. Li tagliamo a metà, che così sono un pochino li più facili tagliamo a da metà cuocere. perché così si accorciano E i poi tempi. così li mettiamo a letto dentro il letto di polenta. Ecco. E si devono pulire dentro? C'è chi, insomma, il fegato e il maghetto sono considerate delle prelibatezze. A me personalmente non piacciono, quindi io li cavo. Noi le togliamo, però c'è qualcuno che li può addirittura tritare. Sì, molto spesso si tritano, si uniscono a un battuto di salsiccia e pane inzuppato nel latte, Sì. e poi si farciscono e si legano. Esatto. Insomma, ci sono tantissimi modi. Allora, una volta che per una decina di minuti si sono un po' rosolati e cotti, aggiungiamo il vino. Quindi ci va tutta la bottiglia per 2 piccioni nella cottura del vino, oppure un po' di meno, insomma. No, un mezzo litro. Un mezzo litro, perfetto, un mezzo litro di vino. A questo punto, E si mette la salsa di pomodoro, ecco, noi unita anche al concentrato, Ecco, e perché il quindi- concentrato nella cucina moderna Sì, non è si usa più, poco, insomma, E più invece un aveva il suo concentrato perché. dei nostri tempi, per me è molto valido. Ecco. Poi metto un po' di zucchero per togliere la leggera acidità del pomodoro. E a questo punto bisogna ricoprire quando Sì, tutto e lasciarli quanto. cuocere lentamente proprio per 2 ore. Quindi riepilogando, rosolate nelle verdure soffritte, una mezz'oretta lì così, si sfuma con il vino, un vino nuovo, non quello usato non quello filtrato dalla marinatura, che viene meglio, poi si aggiunge della polpa di pomodoro e anche però del concentrato. E del concentrato. Ecco, questa è la base.
Allora, a questo punto che dire? Siamo pronti per l'impiattamento. Un impiattamento che può essere fatto a piacimento. Noi abbiamo scelto di mettere appunto i nostri due colombi romagnoli adagiati su questo letto di polenta e di offrirvelo in questa bella tovaglia che ci racconta anche del clima delle feste. Si possono anche cucinare con un po' di anticipo, perché poi i tempi appunto di cottura sono lunghi, si possono eventualmente congelare e visto che hanno questo bel sugo si tirano fuori insomma qualche ora prima. Sì, volevo dirti una cosa, i piccioni come tutta la caccia e come tutte le cose che richiedono la base di sugo, più stanno lì, nel senso non sono quelle cose che vanno cucinate al momento e mangiate, io in genere la faccio la sera quando ho degli ospiti a mezzogiorno, perché si debbono impregnare di sugo, devono assorbirlo e sono più saporiti e più buoni, anche perché le carni di piccione, tutta la cacciagione, i volatili così, sono carni un po' fibrose, quindi più stanno lì, più hanno la possibilità di stemperarsi. Sia come diciamo sapore, quindi perdere degli aromi un po' troppo forti e poi anche per ammorbidirsi. Allora, sei soddisfatta della realizzazione di questa bella ricetta? Spero Perfetto. che sia. Allora, voi provatela e nel caso magari cerchiamo di darvela proprio anche sul nostro sito e anche sulla pagina Facebook. Se no potete anche ricorrere a questo bellissimo libro Ricette di Osteria d'Italia. Ecco, volevo anche aggiungere, visto che l'invenzione è la sua, che è proprio il ristorante Da Rolando a San Costanzo di Pesaro Urbino che l'ha realizzata e che quindi in qualche modo ce l'ha regalata. Io guardo la non so ricetta, è la mia scaletta perché non so mai dove devo andare a parare. Bene, vado a parare che ci interrompiamo qui, dopodiché noi ci ritroveremo in finale di puntata, vediamo con quali altre sorprese.